Tornano sotto controllo i roghi che ormai da 10 giorni stanno interessando il Friuli Venezia Giulia. Rimandata a causa maltempo l'apertura del bypass per far uscire Resia dall'isolamento, prevista per stasera, si farà domani. Atteso per domani il primo grande esodo verso le spiagge del nord-est, la Croazia sarà bollino nero in A4, la polizia stradale lancia l'allarme sulle infrazioni, 1000 multe per velocità e guida senza cintura negli ultimi 2 mesi. Nell'estate del 2018 violentò una minorenne in Carnia, condannato a 10 anni di reclusione e ricercato a livello internazionale dall'Interpol, è stato arrestato in Liguria dalla Polfer di Genova e dalla squadra mobile di Venezia. E scontro sulla riapertura dei posti letto Covid nell'SA di Palmanova, i sindacati denunciano la mancanza di personale, sono pronti alla mobilitazione, per l'azienda sanitaria medici e infermieri invece ci sono, servizio regolare. Amichevole di lusso per l'Udinese per chiudere la preparazione a 2 settimane dall'esordio in Serie A, sotto il VAR la squadra titolare contro il Chelsea, in campo tanti volti nuovi, circa 10.000 italiani finora staccati. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di Telefriuli. Ormai siamo giunti quindi all'11° giorno di incendi in Friuli Venezia Giulia. Abbiamo visto anche negli scorsi giorni la devastazione sul Carso. Eppure a preoccupare anche in Friuli Venezia Giulia è il versante, quello completamente friulano. Pensiamo alla situazione in Val di Resia che novità dell'ultima ora, resta ancora isolata. Vedete le immagini del bypass che è in via di costruzione e questo bypass doveva essere aperto questa sera, probabilmente verrà aperto nelle prossime ore, non questa sera perché sono previste perturbazioni nell'area, nella zona, quindi per precauzione tutto dovrebbe essere rinviato a domani. Peraltro Resia sarebbe una settimana praticamente isolata dal resto della vallata, circondata da incendi che continuano nel Carso, nella notte non sono avanzati comunque in maniera significativa. Sulle cause dei roghi il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi si dice prudente sull'ipotesi che dietro ci sia la mano umana in attesa di evidenze, ma la letteratura aggiunge, ci insegna che i casi sono importanti. Sentiamo. Siccità, scarsa manutenzione dei boschi e delle infrastrutture contigue e forse la mano dell'uomo. Vanno ricercate in questo mix le ragioni degli incendi che da oltre 10 giorni tengono in scacco diverse aree del territorio. Lo ha detto oggi il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi facendo il punto sui fronti ancora attivi. Il rogo sul Carso tra San Michele in comune di Savogna di Sonzo e De Vetachi ha continuato ad ardere nella notte ma senza avanzare in maniera significativa dopo i timori di ieri con lo sfollamento di centinaia di persone. In giornata la calma del vento è stata d'aiuto, un valido supporto all'attività dei 2 Canadair e dei 3 elicotteri operativi. Nel Pordenonese occhi ancora puntati su Frisanco, ma anche qui le fiamme non si sono estese e la situazione non preoccupa. I timori maggiori stamattina riguardavano un'altra area a ridosso con la Slovenia, Taipana. Nel corso del pomeriggio la situazione è tornata sotto controllo. Riccardi resta prudente sulla pista della mano umana, pur non escludendo questa ipotesi. La letteratura ci insegna che la mano dell'uomo purtroppo ha una casistica importante in questi fenomeni. Questo non significa dire però che questo è certo, io sono molto prudente, secondo me le ragioni sono molteplici, sicuramente potrebbe esserci anche questa ipotesi, viene segnalata da più di qualcuno, anche dalle persone più esperte che noi abbiamo in campo e altrettanto viene individuato come ipotesi insomma, la scarsa manutenzione non solo dei boschi ma anche delle infrastrutture che ci stanno intorno e questo però va inserito in un contesto di siccità senza precedenti. Ed è invece certamente partito da un fulmine caduto nella notte tra sabato e domenica l'incendio che da 6 giorni sta interessando il Monte Raut sul versante di Frisanco, nel Pordenonese. La situazione continua a essere in costante evoluzione. Mercoledì il rogo sembrava in via di risoluzione dopo l'intervento di Canadair e elicotteri. Ieri la situazione è peggiorata nel pomeriggio per poi migliorare nuovamente in serata, complice le basse temperature e qualche pioggia. La differenza continua a farla il vento, come spiega il sindaco di Frisanco, Sandro Rovedo, che sta monitorando l'evolversi dell'incendio. Al momento il monte sta fumando poco, resta in alta l'attenzione dei vigili del fuoco e della protezione civile.
E a proposito del Carso, la direzione regionale del FAI ha avviato le procedure per includerlo nei luoghi del cuore. L'iniziativa è stata sposata subito dalla regione. Il servizio. Rendere il Carso uno dei luoghi del cuore della FAI, la direzione regionale del Fondo per l'Ambiente Italiano ha deciso di sostenere la candidatura di tutto il territorio transfrontaliero, trovando anche il supporto della regione. I fenomeni che hanno interessato il Friuli Venezia Giulia in questi giorni, spiega la presidente regionale del FAI Tiziana Sandrinelli, ci hanno lasciato sgomenti. Per questo motivo abbiamo identificato i luoghi del cuore, il più grande censimento spontaneo per la tutela del patrimonio italiano promosso dal FAI in collaborazione con Intesa San Paolo, uno strumento per far sentire la voce di tutti coloro che abitano, amano e vogliono salvare recuperandolo questo territorio. L'iniziativa ha trovato subito il supporto del vicepresidente Riccardo Riccardi, il quale ha ricordato il grande impegno del personale in queste ore per spegnere i roghi che stanno devastando il Carso. Anche l'assessore alle risorse agricole Stefano Zannier ha rimarcato l'importanza di questa iniziativa. Il Carso di 100 anni fa non è il Carso di oggi, in conseguenza di una combinazione di tante scelte che hanno anche comportato dei cambiamenti che hanno potenzialmente moltiplicato i fattori che possono aver contribuito alla gravità di quanto accaduto e che oggi, data la pluralità dei soggetti che ad esempio possiedono beni e luoghi sul Carso, devono collaborare insieme per consentire alla natura di ricreare l'ambiente distrutto dalle fiamme. Per firmare basta recarsi sul sito fondoambiente.it. E un altro tipo invece di incendio ha devastato la Canoa Club di Sacile, 100.000 euro di danni, oltre 50 imbarcazioni distrutte. Si cerca ora di salvare il salvabile nella sede Sullivenza, Marezza tra i tesserati. Per sostenere l'attività dell'associazione arrivano aiuti da altri club e una raccolta fondi. Sull'origine delle fiamme indagano i carabinieri, ma alcuni testimoni hanno visto movimenti strani nel canneto. Sentiamo. Un ammasso di cenere plastica contorta, ecco quello che rimane delle canoe andate distrutte nell'incendio scoppiato giovedì pomeriggio nella sede del Canoa Club di Sacile. Oggi la conta dei danni e i primi interventi per rimettere in sesto il salvabile. Un 100.000 euro di danni sicuramente. Sono andati in fumo come minimo 50 imbarcazioni, tutte quelle che usavamo per l'attività giovanile. Per fortuna abbiamo già l'appoggio di alcune società del Friuli e anche del Piemonte che ci hanno offerto delle imbarcazioni in prestito per continuare l'attività. Salve invece le canoe da agonismo stipate all'interno. Un duro colpo per la storica e prestigiosa realtà sportiva che spera nella solidarietà per ripartire. Noi siamo l'ultimo club rimasto in regione per quanto riguarda il mondo agonistico della canoa slalom. Abbiamo tantissimi ragazzi dai 6 anni, abbiamo una quarantina di ragazzi adolescenti che stanno crescendo, più tutti gli agonisti che sono impegnati in gare europee, e inoltre abbiamo anche un folto gruppo di amatori. Adesso stiamo cercando, anche insieme a tutti gli amici del Canoa Club, di vedere se si riesce a creare magari una piccola raccolta fondi anche tramite i social. Sul rogo, pare partito dal vicino canneto a ridosso del fiume, forse doloso, indagano i carabinieri di Sacile che stanno acquisendo le immagini delle telecamere poste nei paraggi. L'area esterna alla nostra sede è frequentata da gruppi di giovani con attività magari anche discutibili, però non abbiamo testimonianze che fossero presenti quei giovani in momento. Sicuramente c'era del movimento perché i testimoni dicono di aver avvertito la presenza di persone al di fuori della sede del Canoa Club. Grido d'allarme dal mondo agricolo regionale, lo continua ormai da vari giorni questo grido d'allarme, riguarda la siccità che comporterà un calo della produzione di cereali del 40%, mentre frutticoltura e viticoltura avranno perdite rispettivamente del 15% e 20%. Sentiamo. A causa della siccità il settore cerealicolo del Friuli Venezia Giulia perderà il 40% del raccolto, mentre la frutticoltura vedrà un calo della produzione del 15% e quello della viticoltura avrà una perdita del 20% rispetto al 2021. È quanto emerge dalle prime stime effettuate da Confcooperative nelle realtà agricole aderenti, che risentono anche dell'incremento dei costi energetici a livelli critici già dall'inizio dell'anno. La siccità sta colpendo pesantemente in particolare le aziende che non hanno accesso alle aree irrigate dei consorzi e devono affidarsi ai pozzi, con conseguente aggravio dei costi. Per quanto riguarda il settore cerealicolo, molte aziende non hanno ricorso alla semina del secondo raccolto, soprattutto per la soia, il cui calo potrebbe raggiungere addirittura il 60-70%. Per quanto riguarda il vino, la siccità incide sulla maturazione, provoca una perdita di peso degli acini e quindi
Perdita di resa nella trasformazione da uva a vino. I risultati della vendemmia 2022 dipenderanno dal clima di questo ultimo periodo, prima della vendemmia il cui avvio è previsto per la fine di agosto. I rappresentanti di vari comparti sono concordi sulla necessità di continuare a investire nelle tecnologie per l'irrigazione, raggiungendo anche le zone non irrigue, altrimenti nei prossimi anni in certe zone sarà impossibile fare agricoltura di qualità. La politica, ultimo lungo giorno di lavoro per il Consiglio regionale con le variazioni di bilancio, dialogo tra maggioranza e opposizione, mentre c'è chi rivendica interventi per ridurre i disagi delle mascherine a scuola. Il via libera arriverà nella notte, nonostante qualche spiraglio è quasi scontato che le ultime variazioni di bilancio di luglio di questa legislatura del Consiglio regionale saranno approvate solo a maggioranza. Il percorso ha comunque visto un dialogo importante, anche se c'è stato uno scontro duro sugli enti locali con il PD, che ha accusato la maggioranza di aver spartito 37 milioni in vista delle elezioni. Fratelli d'Italia rivendica invece, con un emendamento dedicato alle scuole, un intervento importante. Per portare la ventilazione forzata nelle scuole, che è molto superiore come efficacia rispetto alle mascherine, purifica l'aria e la rende molto più pura proprio nelle scuole. Le scuole sappiamo che effettivamente sono uno dei luoghi dove la diffusione del Covid è maggiore. Critiche dal Movimento 5 Stelle per la bocciatura di tutti gli emendamenti che ponevano l'accento su transizione ecologica ed energetica. La maggioranza di centrodestra e la giunta di centrodestra non hanno voluto condividere, non hanno voluto una sostanziale partecipazione da parte delle opposizioni nel appunto gestire questa grande massa di denaro. E il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga traccia il bilancio delle variazioni di bilancio che il Consiglio regionale approverà proprio questa notte. Alta l'attenzione al tema della siccità. Abbiamo fatto delle scelte molto importanti. Io una cosa di cui vado molto orgoglioso è quello che ho chiamato e chiamo programma siccità zero, dove abbiamo messo risorse importanti per i piccoli bacini, 18 milioni di euro, progettazione per i grandi bacini. Abbiamo messo i soldi per fare lo studio per quanto riguarda impianti di desalinizzazione, riutilizzo delle acque, avendo già contatti con paesi come Israele che sono avanzatissimi da questo punto di vista tecnologico. Abbiamo messo le risorse per fare il campo sperimentale con l'agricoltura di precisione. Quindi devo dire stiamo utilizzando tutte le tecnologie che sono a disposizione in questo momento, abbiamo messo le risorse per farlo, per cercare di diventare, una parola di cui si è estremamente abusato, ma resilienti rispetto a possibili periodi futuri di siccità. Quindi cerchiamo di costruire e di fare una progettazione seria, non affrontando soltanto l'emergenza odierna, che ovviamente è molto difficile, ma una progettazione per non trovarci più in situazioni come questa. Sul fronte invece della crisi Wärtsilä, dopo il tavolo ministeriale è andato male e lo sciopero previsto giovedì, la situazione è sempre molto critica. Quando c'è in ipotesi per l'azienda di perdere uno dei principali clienti e anche altri clienti a livello nazionale, mi domando se gli investitori Wärtsilä possano reggere una situazione di questo tipo. Cioè quando un'azienda consapevolmente fa delle scelte che non sono industriali ma sono politiche, di andare a perdere clienti e a perdere fatturato. La cronaca, la Polizia Ferroviaria di Genova e il personale della squadra mobile di Venezia hanno arrestato in Liguria un cittadino albanese di 36 anni, condannato a 10 anni di reclusione per una violenza sessuale su una minorenne, fatto avvenuto nell'estate 2018 in un paese della Carnia. L'uomo, irregolare in Italia, era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine ed era ricercato a livello internazionale dall'Interpol. Escono dagli arresti domiciliari 2 degli indagati per minacce e ingiurie ai residenti di una RSA del gruppo Sereni Orizzonti. La decisione presa dal Tribunale di Trieste è basata sull'impossibilità di reiterare il fatto o inquinare le prove. Non decadono invece né le accuse né i divieti di esercitare la professione di OS e di avvicinare le persone offese. Le persone indagate nell'indagine dei NAS sono 7, di cui 4 originariamente destinate agli arresti domiciliari.
Picchiarono violentemente un coetaneo per rubargli il cellulare, dandosi alla fuga all'arrivo della polizia locale. I vigili, in collaborazione con i colleghi di Trieste, hanno identificato a mesi di distanza dall'accaduto i 3 giovani che aggredirono un altro adolescente, tutti dal capoluogo regionale a Lignano Sabbiadoro. La vittima stava rincasando a piedi quando un giovane gli si è avvicinato e gli ha preso il cellulare. Dopo un breve inseguimento, il primo era riuscito a rimpossessarsi del telefonino, ma l'aggressore era stato raggiunto da altri 2 complici che hanno malmenato il ragazzino, procurandogli perfino un trauma cranico. Un giovane spacciatore rumeno è stato arrestato a Monfalcone dopo essere stato trovato in possesso di dosi di sostanze stupefacenti già confezionate e pronte a essere venduta nei parchi della città. A tradire il pusher è stato uno spinello fumato in compagnia di un connazionale all'interno di un parco pubblico cittadino. Da un controllo più approfondito eseguito dagli agenti della Polizia di Stato, nelle tasche del più giovane sono stati trovati 5 grammi di marijuana. Il secondo, un ragazzo di 29 anni, aveva invece 70 grammi di hashish già suddivisi e confezionati, oltre a un bilancino elettronico. Durante la successiva perquisizione nella casa di quest'ultimo sono inoltre emersi 300 ulteriori grammi di sostanze stupefacenti pronte alla vendita. Il primo rumeno è finito in manette, il secondo è stato segnalato alla prefettura quale consumatore. E veniamo ai dati di oggi della pandemia. I nuovi casi sono 1.304, sono stati rilevati con 7.029 tra tamponi molecolari e test antigenici. I ricoveri in terapia intensiva sono 8, mentre le persone ricoverate in altre reparti 303. Si registrano 7 decessi, 2 a Trieste, 1 a Udine e 4 a Pordenone. Ed è braccio di ferro sulla riapertura dei posti letto Covid nella RSA di Palmanova. I sindacati denunciano la mancanza di personale, sono pronti a proclamare lo stato di agitazione. Di tutt'altro avviso è l'azienda sanitaria. Sentiamo. Personale della sanità impiegato nell'azienda del Friuli Centrale è pronto allo stato d'agitazione. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è la riapertura della RSA Covid di Palmanova con 20 posti letto. Una mossa che non è piaciuta ad Afrim Kasli, segretario del Nursind. Dove troviamo il personale per gestire questa struttura? Perché il personale non c'è. Noi non vogliamo assolutamente che i nostri infermieri si trovino nelle condizioni di lavorare come hanno lavorato ormai già da 2 anni, di essere spostati da oggi a domani senza nessun preavviso. Per l'azienda sanitaria il problema invece non esiste. Il personale c'è ed è capace di garantire tutte le operazioni legate all'isolamento e alla gestione dei pazienti, ma i sindacati insorgono, insistono. Mancano 1.000 infermieri solo nell'ASUFC, una situazione che si aggrava di giorno in giorno a causa delle dimissioni del personale, gli ultimi nella struttura della Sores. Solo nelle ultime settimane si sono licenziati 4 infermieri. È probabile che ci siano ulteriori 2 infermieri, quindi se andiamo a fare un calcolo molto semplice, 40 infermieri, 4 si licenziano, si dimettono, sono 10%. Presidio questa mattina a Trieste dei lavoratori del trasporto pubblico locale. I sindacati chiedono alla Regione maggiore attenzione e un negoziato sul contratto degli autisti. Andiamo a vedere. Mancanza di personale, autisti in fuga e il Covid che ha portato alla luce una serie di problematiche esistenti da tempo ma mai risolte. Fil CGL, Fit Cisl, Will Trasporti e Faisa Cisal hanno tenuto un presidio questa mattina davanti alla sede della Regione a Trieste per chiedere una maggiore attenzione alla situazione del trasporto pubblico locale su gomma del Friuli Venezia Giulia, all'origine delle criticità attuali, tanti anni di attesa dell'affidamento del servizio da parte della Regione a causa di ricorsi vari, periodo nel quale non è stato possibile praticare una vera contrattazione secondo i sindacati, in particolare per quanto riguarda il secondo livello, con le singole aziende, con il risultato di un arretramento delle condizioni economiche e normative dei lavoratori. Durante la pandemia Covid, hanno spiegato inoltre le sigle sindacali, le condizioni si sono ulteriormente aggravate. I lavoratori hanno dovuto garantire il servizio in condizioni di elevato rischio di contagio e in più sono stati sottoposti a ritmi di lavoro molto pesanti per sopperire alle assenze dei colleghi contagiati e per far fronte alla necessità di garantire molte più corse per la necessità di distanziamento sui mezzi. Tutto pronto per il primo esodo estivo verso le principali località turistiche. Domani sarà una giornata da bollino nero su alcune tratte autostradali gestite da Autovie Venete. 2 le parole d'ordine: mantenere la distanza di sicurezza, non utilizzare il telefono cellulare alla guida. Sentiamo.
Tutto pronto per il grande esodo estivo, 4 le giornate caratterizzate da bollino nero sulla rete autostradale gestita da Autovie Venete, sabato 30 luglio, sabato 8 agosto, sabato 20 e 27 agosto. 8 invece quelle da bollino rosso, domenica 31 luglio, venerdì 5, domenica 7, sabato 13, venerdì 26 e domenica 28 agosto, oltre a sabato 3 e domenica 4 settembre. 2 le parole d'ordine, mantenere sempre la distanza di sicurezza e non utilizzare il telefonino alla guida. Sono diversi i comportamenti scorretti che la polizia stradale sempre più sta riscontrando negli automobilisti, comportamenti responsabili che creano situazioni di grave pericolo. Quali infrazioni vedete per la maggiore? Sono infrazioni apparentemente di un disvalore minore, in realtà sono importanti. Le famose gomme lisce, cioè il battistrada, le cinture di sicurezza, l'uso dei cellulari, perché è vero che c'è il macrofenomeno, cioè l'incidente mortale, l'incidente con il grosso tamponamento, il tir che non rispetta la coda, che investe l'altro tir. Per noi partiamo dal piccolo, ecco il principio della sicurezza insieme, cioè partiamo dal battistrada usurato, la benzina, l'olio, la cintura, lo smartphone, i sistemi audio, perché è vero che queste macchine sono ipertecnologiche, il famoso infotainment, però poi dietro c'è sempre la persona, perché la cintura non si allaccia da sola. Voltiamo pagina. A Brugnera sorgerà il campus tecnologico del mobile e del pannello, sarà un punto di riferimento europeo del settore, un progetto che rappresenta l'evoluzione dell'Innovation Platform inaugurata dal cluster Regno Arredo FVG lo scorso dicembre. Servizio. Un campus tecnologico internazionale del mobile e del pannello che accoglie le migliori competenze e conoscenze a livello internazionale con l'obiettivo di formare e aggiornare le imprese del nord-est italiano del settore. Tutto questo sarà realtà a Brugnera grazie allo stanziamento di fondi regionali assegnati al Comune Liventino su spinta del consigliere ed ex sindaco Ivo Moras, 500.000 euro destinati alla fase progettuale di preattuazione. Il campus rappresenta l'evoluzione dell'Innovation Platform realizzata dal cluster Legno Arredo Casa FVG inaugurata a dicembre alla scuola Isis Carniello di Brugnera. Una svolta epocale per il distretto del mobile del Friuli Venezia Giulia, un progetto, quello del nuovo centro europeo del mobile, che gode di una partnership pubblico-privata. Un comparto che in Friuli Venezia Giulia vale oltre 4 miliardi di fatturato annuo, di cui la metà in export, e pone la nostra regione tra i pilastri del Made in Italy del settore. Un progetto questo seguito passo passo anche da Federlegno a Sopannelli Università di Udine. Dopo 3 anni di promozione itinerante a livello nazionale, il prosciutto di San Daniele ritorna a essere protagonista a casa propria con la storica manifestazione che da oltre 35 anni celebra questa eccellenza nel luogo d'origine. La manifestazione si svolgerà a San Daniele dal 26 al 29 agosto. Andiamo a vedere. Il prosciutto di San Daniele ritorna a casa nella formula di Aria di Friuli Venezia Giulia. L'appuntamento è dal 26 al 29 agosto e si arricchisce per promuovere anche altri prodotti dell'enogastronomia del territorio, tra i quali il formaggio Montasio DOP, i vini bianchi e i prodotti a marchio Io sono Friuli Venezia Giulia. Finalmente possiamo ospitare i visitatori nei nostri stabilimenti, abbiamo una lista di 10 stabilimenti aperti con visite guidate e quant'altro, e finalmente li possiamo anche ospitare negli stand gastronomici e in tutti gli eventi collaterali che ci sono. Ecco. Aria di Friuli Venezia Giulia racconterà l'intero territorio regionale anche attraverso una serie di appuntamenti organizzati lungo la strada del vino e dei sapori dal 22 al 25 e dal 30 al 31 agosto. A dimostrazione che sono sempre più numerose le realtà del territorio a mettersi in rete. Quello che noi stiamo chiedendo è questo, di far sistema. È una cosa semplice, non difficile, che può portare valore aggiunto a tutti, perché siamo riusciti a creare davvero una progettualità di un certo tipo, di alto livello, che tocca un po' tutto il Friuli Venezia Giulia. Da una manifestazione a un'altra, quella di Mittelfest, che ha invaso tutto il centro di Cividale con una serie di installazioni sonore per stupire abitanti e turisti. Sui palchi intanto proseguono gli spettacoli tra danza, prosa e concerti. Si chiama OPS, acronimo di Onde e Perturbazioni Sonore, il percorso di 9 installazioni allestite in tutto il centro di Cividale da Mittelfest, il festival multidisciplinare in corso nella città ducale. Le installazioni mirano a sorprendere i passanti e i curiosi, mantenendo quindi il tema dell'imprevisto che anima l'edizione 2022 di Mittelfest.
Prosegue sui palchi intanto il ricco calendario. All'Orto delle Orsoline è andato in scena il primo spettacolo di Mark Osterhoff, fusione di circo, danza e spericolatezza. Take Care of Me infatti prevede sul palco la presenza di coltelli, trappole per topi e pezzi di vetro per uno spettacolo da brividi. Spazio anche alla danza con Borderless Body, chiaro riferimento all'assenza di confini in vista di Gorizia Nova Gorizia, capitale della cultura per il 2025. Realtà, finzione e intelligenza artificiale si fondono in uno spettacolo che sarà portato attraverso l'Europa con una serie di workshop, di cui il primo è stato ospitato proprio da Mittelfest. No Borders Music Festival 2022, concerto del mattino, oggi a Laghi di Fusine, domani appuntamento con il concerto di Mannarino, sentiamo. È iniziato con il suggestivo concerto del mattino il secondo weekend del No Borders Music Festival 2022 che ha visto protagonisti Trilok Gurtu e gli Orchestring Quartet ai Laghi di Fusine. Già tra i protagonisti del prima settimana, uno tra i più influenti e apprezzati percussionisti della scena mondiale, stupisce ancora una volta con le sue sonorità uniche, accompagnato dalla viola di Sandro Di Paolo, dai violini di Valentino Corvino e Carlo Cantini e dal contrabbasso di Stefano Senni. Il loro è un sodalizio ben rodato, frutto di stima, passione e musica condivisa. Non è un caso dunque se oggi gli unici suoni, oltre a quelli della natura del Tarvisiano, siano stati proprio quelli delle percussioni e degli archi di questi artisti meravigliosi. Silenzio, rispettoso e musica per un'ora e mezza hanno reso le montagne ancora più suggestive. Questa era anche l'ultima notizia, vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione e vi auguro una buona serata a tutti, arrivederci.